Ma buongiorno. Buongiorno amici. Buongiorno più o meno perché piove, c'è un diluvio. Giorno non buono. Giorno piovoso. Siamo presi abbastanza pioggia. Però sposa bagnata, sposa fortunata. Esatto. E perché questa citazione? Perché oggi ci troviamo a Venezia Sposi. Olè, attenzione. Perché vi starete chiedendo voi? No, non gliel'ha ancora fatta la proposta di matrimonio Ambrogio, siamo tutti molto arrabbiati per questo motivo? Assolutamente sì! Ma banda alle ciance, oggi siamo qua perché questa qua è una fiera completamente dedicata al vostro giorno più bello. Non il divorzio, il matrimonio, ricordatevelo sempre. E quindi noi abbiamo pensato, ma perché non fare quest'anno qualcosa di diverso rispetto alle solite fiere dedicate al beauty a cui noi dedicate alla donna, dedicate a tutto. E abbiamo pensato giustamente portare una cosa in più. Veniamo qui alla fiera di Venezia Sposi per vedere un po' le novità per quest'anno, per gli anni prossimi, prendere un po' di volantini del plan e lasciare tutti i recapiti a voi carissimi amici. Assolutamente, e in più vi consigliamo anche di venire magari il prossimo anno perché la fiera era solamente di 2 giorni, però magari il prossimo anno venite perché ci trovate cose anche da poter comprare direttamente in fiera che magari vi possono far risparmiare sul vostro matrimonio. Poi qua troverete decorazioni, idee per la luna di miele, le idee regalo per il matrimonio, di tutto. Esattamente. Come fare la tavola, come non fare la tavola, la wedding planner, la location, il vestito, l'abito, il calzino, il papillon. L'unica cosa che sceglierà Ambrogio, i gemelli. Neanche quelli probabilmente. Niente Ambrogio, mi dispiace, sei finito. Bene, detto questo, che dici se ci addentriamo a vedere un po' di cosine stile wedding? Assolutamente sì, partiamo. Iniziamo a conoscere questa splendida fiera anche con Alice, una delle organizzatrici. Sì, io mi occupo della comunicazione in realtà e la mia azienda si chiama Multimedia 3 e da oltre 30 anni lavora nel campo delle fiere e organizziamo Venezia Sposi, che è un grande ritorno dopo un paio d'anni. Si era interrotta. Esatto, perché non trovavamo la giusta location e invece abbiamo scoperto questo bellissimo padiglione all'interno del Forte Marghera di Venezia e quindi abbiamo deciso di riproporre la nostra manifestazione anche qui. Sì. Beh, magari il prossimo anno sarà ancora più grande, magari anche più giovati dal tempo, va detto, Però sì, diciamo che noi ancora non abbiamo visto molto, ma già l'ingresso è molto suggestivo. Soprattutto, secondo me, avete visto veramente qualcosa per ogni sposa, quindi sicuramente tutti troveranno il loro pezzo preferito. Sposa, non sposo, specifichiamolo perché è il giorno della donna, l'uomo non ha mai deciso nulla, penso possa confermarlo anche lei che lo fa da anni, giusto? E io che mi sono sposata. Ecco, esatto. Ha mai visto un uomo che ha potuto scegliere qualcosa? Beh, però io non sottovaluterei questa cosa in realtà, Ci sono uomini invece che ci tengono a dire la loro. E com'è giusto che sia. Che vengano ascoltati o meno, esatto. Questa è un'altra storia, un altro discorso completamente. Esatto, però almeno ci provano, diciamo. Da cosa ci consiglieresti di partire? Da che verso ci consiglieresti di fare? Allora, noi teniamo il verso sulla destra e la fiera è strutturata ad isole e in ogni isola solitamente c'è una location, c'è un gruppo musicale, c'è un fotografo, cerchiamo quindi di dare un equilibrio proprio anche visivo alla manifestazione e diamo l'opportunità, creando appunto questo percorso, di permettere appunto agli sposi di vedere tutti e di poter fare una parola con tutti gli espositori e cercare di non perdersi niente. Trovarsi la propria location, le proprie cose. Esatto, sì, noi cerchiamo appunto di presentare un po' tutto, quindi tutto quello che serve per il matrimonio, quindi ci sono le bomboniere, c'è l'accompagnamento musicale, ci sono le location, gli abiti da sposa chiaramente e anche quelli da sposo. Assolutamente, perché ricordiamo che anche loro si devono vestire. Esatto. E poi c'è una cosa molto carina perché c'è l'angolo dedicato all'armocromia per aiutare la sposa quindi a trovare anche la sua palette di colori. Prima del matrimonio, giusto, perfetto. Esatto. Geniale, io la trovo una cosa geniale. C'è un girone dell'inferno per quelle persone così, secondo me. No, bene, poi ricordiamo anche che in fiera si possono già fare prenotazioni ed acquisti, quindi magari per le spose che volessero magari risparmiare qualcosina o altro, venire già qua a Venezia Sposi, magari si può già prenotare la sua location, si ha già le idee chiare, magari l'abito dello sposo, la bomboniera. Facendolo in fiera sapete che i prezzi sono diversi perché sono prezzi da fiera. Esatto. Future sposine, ricordatevi che
a venire in fiera, tutto quello degli sposi, non è sempre una cattiva idea, anzi a volte può essere rivelatore che magari trovi la tua location a un prezzo che magari non ti potevi permettere, capito Beatrice? Capito? Perfetto, allora noi Alice ti ringraziamo tantissimo. Grazie. E noi iniziamo a dare un'occhiata alla vostra splendida fiera. Grazie mille, vi aspettiamo. Partiamo subito con il pezzo che va prenotato, diciamo, prima in un matrimonio, la location. E la prima che ci è balzata agli occhi è stata Villa Fiorita, che è in provincia di Treviso, giusto? Sì, siamo a Monastero di Treviso. Che loro ci hanno anche gentilmente fornito un loro catalogo dove fanno vedere che voi vi occupate di tutto, vedo da questo catalogo. Guardate la location, che splendida. Sì. Meravigliosa. Voi vi occupate di tutto, quindi dal catering dall'allestimento, o alcune cose vanno portate da casa per farlo sapere anche alle nostre spose? Allora, noi è una realtà un po' particolare. Allora, innanzitutto mi parlavi di catering, noi Sì. non lavoriamo con un catering esterno. Avete il vostro? Abbiamo tutto, parte tutto da noi internamente, cioè abbiamo il nostro staff di cucina, con il nostro chef, il suo chef, la sua brigata, i primi collaboratori della sala. Eccono poi un reparto della parte wedding che si occupa di tutta la preparazione Del di matrimonio. tutta l'organizzazione del matrimonio. Quindi quando una sposa viene da voi per poter organizzare il suo matrimonio, quando prenota la location sa che incluso ha anche tutto il resto Tutto del il pacchetto, servizio. ma compresi anche i fiori, perché questa è una cosa che anche a molte spose preme. Assolutamente sì, noi da più di qualche anno nel nostro pacchetto wedding abbiamo inserito all'interno il nostro pacchetto floreale, quindi ecco. tutta la parte dell'allestimento dei fiori, ma anche di più ti dirò, noi includiamo anche la torta nuziale. Ah! Quindi abbiamo il nostro pasticcere di fiducia che quando la coppia lo conoscerà presenterà tutte le sue proposte che sono già incluse nel nostro pacchetto. Però, Gli quindi sposi- venendo da voi avete già il matrimonio al 100% creato, Assolutamente sì. eccetto le varie cose, i vari abiti degli sposi. Assolutamente sì. Quindi gli sposi, ricordatevi che oltre ad avere una location stupenda come abbiamo potuto vedere, c'è anche un gran risparmio, possiamo dire, perché è competitiva come cosa, perché di solito è difficile trovare che location, allestimento, Tutto. il catering, il barman, cioè tutto quanto è molto difficile di solito trovarlo, invece facendo così va detto che c'è già tutto pronto. Assolutamente. Bene, noi vi facciamo veramente i complimenti, sicuramente il dépliant lo teniamo perché Dai. si spera che qui qualcuno tra un Si po' sia sposi, prossimo, a delle va bene. proposte. Ancora a noi ci fa ancora più piacere quando volete venire a trovarci. Guardi, molto Siamo molto tutti. volentieri. Va Grazie bene. mille. A voi. Eccoci qua, la seconda espositrice di questa giornata è un po' una chicca, come potete vedere alle mie spalle. Lei è Olga e si occupa di questi meravigliosi fiori per il vostro allestimento. Piacere Olga. Piacere mio, Beatrice. Allora, parlami un po' della tua attività, di come nasce quest'idea, perché io credo che sia la prima volta che vedo dei fiori così. Guarda, è nato proprio una volta, ho visto su una vetrina fiore gigante fatto di carta e ho detto dai, torno a casa e provo a fare. Ho provato e dopo non mi sono fermata più. Ti è piaciuto talmente tanto che hai detto Tantissimo. facciamolo. Sì, e ho aperto un'attività, anzi molto giovane, da settembre che è aperto, a Via Luneo di Milano, dove potete venire, vedere tutte le mie creazioni. Diciamo il tipo di fiore, colore, tutto si cambia, tutto prima se c'è un matrimonio ad esempio, perché questi fiori si possono usare anche su altri eventi, su un matrimonio, su un compleanno. Io prima faccio il progetto, propongo e dopo faccio allestire, sì. Quindi i tuoi clienti possono arrivare con qualsiasi tipo di fiore in mente. Con qualsiasi tipo. Ah, avete sentito carissime amiche, quindi io direi, anche perché questi volendo durante la giornata rimangono belli lì, non appassiscono, non diventano Non brutti, bisogna un colpo di dare vento acqua. e rimangono là. Certo, Quindi certo. quasi
quasi io un pensierino ce lo farei. Guarda, ti lascio anche il biglietto da visita. Eccoci qua. Olga, dici pure come ti chiami sui social, dove i nostri amici possono contattarti. La mia attività si chiama Olga Big Flowers, così Ecco, fiori così giganti. voi sapete dove trovare Olga. Noi ti ringraziamo. Grazie a voi, E continuiamo. Beatrice. Grazie, ciao. La loro forza è pura. E circondata da queste meraviglie mi trovo con Cristina di Olvita Sposa, detto giusto? Sei giusto. Allora Cristina, parlami un po' di questo spettacolo, anche perché io ho già un po' parlato con lei dietro la telecamera, so già qualcosina. Sì, siamo un atelier, appunto a Pieve di Sacco, e tutti gli abiti vengono confezionati su misura. Ogni sposa sceglie il suo abito, sceglie il tessuto, sceglie il modello, sceglie tutti i dettagli, anche perché diventa un percorso, non è semplicemente ho comprato l'abito da sposa e basta, diventa un percorso, perché quando si viene a fare la prova degli abiti da sposa viene accompagnata dalle persone più care. Ognuna dice la propria particella e allora alla fine si realizza un abito che è proprio un percorso meraviglioso che verrà ricordato sicuramente. Gli abiti sono tutti abiti qualità artigianale, per cui qua trovi veramente il capo di alta qualità. Lavoriamo molto su appuntamento con diverse tipologie di spose, diversi gusti, diverse corporature fisico, per cui ogni sposa viene proprio ascoltata e l'abito viene realizzato in base alla personalità di ogni sposa. Quindi di base un abito per ogni sposa. Un abito per non ogni ce ne sposa. sono due di uguali. No. Che è secondo me una cosa meravigliosa, perché proprio quando penso al giorno del mio matrimonio mi vedo con un abito che è mio e solo mio. Sì. Poi volendo, se io mi prendessi un abito classico lungo come abbiamo qui davanti o Sì. anche qua, se io poi tornassi in atelier e ti chiedessi di tagliarmi la gonna per poterlo utilizzare normalmente. Certo, allora la mia idea è di avere un abito, perché allora l'abito da sposa comunque è un investimento, si utilizzano dei tessuti di alta qualità e sarebbe un peccato tenerlo nell'armadio dopo il giorno del matrimonio. Per questo ho pensato a fare lo spezzato. Cosa vuol dire? A fare il corpetto separato dalla gonna e la sovragonna grande, magari sotto avere una gonna più corta. In questo modo magari alla sera, quando sono finite tutte le cerimonie, cioè tutte le tradizioni che vengono seguite, alla sera si toglie questa gonna grande e sotto rimani comoda per divertirti con i tuoi amici nel giorno del tuo matrimonio, e poi dopo il matrimonio magari lo utilizzi anche, perché la gonna corta può essere utilizzata, il corpetto anche. Con un paio di jeans vai a utilizzare il tuo corpetto che l'hai indossato nel giorno del tuo matrimonio. Spettacolare, meraviglioso. Io adesso mi prenderò il dépliant e lo metterò nella mia borsetta. Certo. E sicuramente ci rivedremo. Io ti ringrazio. Grazie a voi. E noi continuiamo. Bene amici di Giri Ferro, abbiamo guardato per le signore, oltre che per vedere anche per le signore, adesso passiamo sia a signore che a signori, perché va anche detto che anche l'uomo ogni tanto all'altare dovrà anche andarci col completo, giusto? Direi di sì, anzi deve essere protagonista come la sposa. Assolutamente, va detto, perché è il giorno di loro due. Abbiamo il piacere di parlare con... Vettorato Paolo, contitolare del negozio Candelo Vettorato di Maserà di Padova. Quindi un anche negozio vicino. storico, sì, abbastanza vicino. Anche vicino, comodo ed accessibile. Vediamo alle nostre spalle delle splendide creazioni uomo e donna che avete portato qua oggi in fiera. Sì, questi sono degli esempi di base o quantomeno dei colori nuovi sull'uomo soprattutto, e noi curiamo molto lo sposo, ovviamente anche il quotidiano, però lo sposo soprattutto. Noi siamo un negozio ovviamente storico, vestiamo sempre cerimonia, l'abbigliamento formale o informale e curiamo in modo particolare ovviamente lo sposo e la cerimonia donna rivolta soprattutto alla mamma, le damigelle, l'amica o quant'altro. Ah, quindi per tutto il circondario, che alla fine molte non ci pensano, ma in realtà anche le damigelle, la suocera e la mamma devono avere l'abito. Noi siamo molto attrezzati, abbiamo diversi capi già pronti, sono 1300 da donna e 600 da uomo. Che uno viene là, trova sia colori sia taglie, un grosso assortimento. Poi volendo, magari se qualcuno vuole cose più particolari, voi potete anche fare un su misura. Noi abbiamo anche su misura e abbiamo anche la sartoria ovviamente interna. Quindi avete è tutto che parte da voi, quindi se uno sposo vuole venire da voi perché ha un'idea particolare in mente, gli fate la consulenza e gli create l'abito apposta per lui. Sicuramente sì. Bene, vi la ringrazio, è stata davvero gentilissima.
raccoglie le pianure. Bene, dopo aver visto l'abito da donna, l'abito da uomo, le varie location e tutto quanto, poi mancherebbero tipo delle cose di base, quindi il fotografo, la musica, magari il fiore, magari i giochi per intrattenere gli altri. Cioè, ce ne vogliono di cose per fare un matrimonio, abbiamo scoperto oggi. La facevamo più facile e invece no. E infatti noi ci siamo imbattuti in questo stand con queste due splendide ragazze che sono di Animas Group, giusto? Esatto, sì. E voi vi occupate un po' di tutto il circondario che serve per un matrimonio. Sì, siete un po' delle wedding planner. Allora, non proprio, diciamo che lo siamo forse nel settore musica e foto, nel senso che noi siamo in realtà un'azienda che è partita in Lombardia. Infatti io sono lombarda, trasferita qua nel Veneto e lei è veneta. Sei d'acquisizione? Sono d'acquisizione perché lo spritz a 3,50 € mi ha conquistata. Direi al posto di 7 euro è una se tutto va bene, 7 euro. Sì, appunto. Esatto. No, però, e niente, siamo partiti più di 10 anni fa solo come musica e intrattenimento. Poi adesso pian piano abbiamo, insomma, ampliato e abbiamo aggiunto servizio fotografico e video. Qua nel Veneto per ora ci stiamo concentrando su questo, quindi musica, intrattenimento, servizio fotografico e video. In Lombardia invece siamo già uno step oltre, perché comunque siamo attivi da più di 10 anni. Abbiamo location, wedding planner che collaborano con noi, interne proprio alla realtà aziendale, viaggi di nozze, quindi insomma quasi tutto. Quindi uno vi dà quindi uno vi chiede magari questo è il budget. Allora, diciamo che vi muovete? Sì, allora, quando conosciamo la coppia di sposi, ok, noi gli diamo la possibilità di avere, oltre che la musica, foto, video, anche dei contatti con magari location o magari con determinati, non so, strutture di abiti da sposa, wedding planner, poi ognuno giustamente fa quello che vuole, però noi abbiamo comunque tutti i vostri contatti, però esatto, diciamo che invece per quanto riguarda la Lombardia, perché noi siamo seguiti da tutta Italia e tutta Europa, magari uno può venire da voi e dire guardate questo è il budget e voi magari dove avete tutte le vostre competenze, li create il matrimonio cucito addosso in base al budget, in base a tutto. Sì, cioè magari smistiamo, cioè con noi, ok, quanto volevate magari spendere per la musica e cerchiamo di capire se siamo in linea, perché ovviamente come tutti non possiamo andare bene tutti per tutti, ecco. Ovviamente. Quindi insomma in base a quello cerchiamo di creare anche il pacchetto proprio su misura, cioè ok, il tuo budget è questo, quindi puoi avere uno strumento o 2 in cerimonia o magari 3, lo costruiamo proprio addosso agli sposi. Bello, è un po' come gli abiti da sposa fatti su misura. Esatto, però sì. C'è anche il matrimonio, dai, è molto carina questa cosa. È bello dare l'opportunità a tutti di scegliere quello che vogliono. Ma dove vi possono trovare i nostri follower? Ci potete trovare, allora la sede del Veneto è a Rubano, a Padova, e in Lombardia invece a Urgnano, che è la sede principale. E allora diciamo che o in uno o nell'altro prima o poi di sicuro le trovate. Ebbene amici di Ferro Team, noi proseguiamo. Questa terra amata. E ora, per un matrimonio diverso. Matrimonio diverso dal solito, se non siete le solite spose che vogliono sposarsi nella classica villa veneta e avere la cerimonia seduti a mangiare, eccetera, eccetera, abbiamo qui Andreas che ci spiegherà questa cosa particolare che appena l'abbiamo vista siamo rimaste un attimino perplesse, non abbiamo capito subito. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi spieghi un po' cos'è questa meraviglia? Con piacere. Sono Andrea, da Venezia Catamarano. Abbiamo un catamarano con una capacità di 80 persone nella laguna veneziana. Per le matrimoni possiamo principalmente offrire 3 offerte diverse. Uno, un aperitivo da 90 minuti, abbiamo un bar con tutte le bevande che esistono, abbiamo il sassofonista a bordo e possiamo fare 90 minuti nel bacino San Marco, canale Giudecca, Arsenale, per prima della cena del matrimonio. La seconda cosa che possiamo offrire, sì, sapete bene che a Venezia a mezzanotte tutto deve essere tranquillo, ma no, non per noi possiamo alle 11 la notte o a mezzanotte possiamo prendere le giovani, le genitori vanno a dormire e le giovani... Oh là, eccolo qua. E allora, genitori, nonni, zii, parenti, quanti, tutti a minna e noi festa. Esatto, e i giovani vanno in barca e noi andiamo nella laguna aperta verso Palestrina con un DJ e abbiamo tutto lo spazio per danzare e fare la festa.
La terza offerta c'è sempre il giorno primo, il giorno dopo il patrimonio con tutti gli ospiti e la barca e il catamarano è una forma bellissima per scoprire la laguna di Venezia e di fare un giro di 3 ore e mezzo con pranzo a bordo, per esempio una cena. Abbiamo un buffet simpatico, semplice di estate, ma è una cosa gira di fare per gli ospiti di qualcuno un matrimonio. Per lasciarli proprio stupiti come lo siamo stati noi, insomma, perché è una cosa molto molto diversa e io devo dire che non l'ho mai vista fare da nessuno. No, è una novità, siamo arrivati 3 anni fa. Proprio nuovissimo. Ecco, quindi amici, se volete fare qualcosa di diverso, magari fate la vostra bella cerimonia dove vi pare, con i parenti, parentado vario, andate poi a Venezia, tanto a Venezia ci si arriva con l'autobus, col treno, con la qualunque, quindi è facilmente raggiungibile e troviamo il meraviglioso il catamarano di Andreas. Allora, dov'è che è la partenza? La partenza di solito è di Castello, riva di Sette Materi, ma anche possiamo prendere le ospite di vari hotel, per esempio nel Hilton, del JW Marriott, del San Clemente, Murano, abbiamo dei accordi con vari altri posti, ma di solito di Sette Materi a Castello. Ecco, avete sentito benissimo, quindi per informazioni chi è che contattiamo? Meglio andate al nostro sito web venezio-cat.it e là c'è il modulo di contatto, ci scrivete una piccola mail e noi vi facciamo una proposta, un preventivo individuale. Ecco, quindi io adesso mi prendo i miei appunti e noi continuiamo. Con passi leggeri e decisi. Portate avanti. Amici, siamo ormai quasi al termine di questa meravigliosa fiera e mentre passeggiavamo ci siamo imbattute in Chiara Serra. Buongiorno. Buongiorno. Una consulente d'immagine che oggi è qui e ci dirà un po' cos'è che fa la sua azienda, il suo lavoro per i nostri amici, se voi siete interessati, perché comunque c'è da dire che adesso negli ultimi anni si è un po' cominciato a capire che a non tutti stanno bene tutti i colori. Ah già, è che in Italia ci arriviamo sempre quei 40 anni dopo. Ma è normale, quella è l'Italia, all'estero probabilmente già da mo'. Infatti mi sono formata negli Stati Uniti, quindi il metodo che utilizzo io è completamente differente rispetto a quello che si può trovare qua in Italia presso gli altri consulenti di immagine, molto preciso e va a fare cosa? Non solo a individuare le caratteristiche cromatiche, quindi fisiche, colori del viso, piuttosto che le caratteristiche appunto delle forme di corpo e viso, ma anche quelle della personalità, quelli che fanno parte della parte interiore di ognuno di noi, perché gli abiti ci comunicano, dicono chi siamo e quindi devono essere in sintonia con quello che siamo noi davvero, perché se c'è questa fusione poi si percepisce l'armonia al di fuori e noi stiamo bene nei nostri panni. Beh, esattamente. Io sono stata fortunata perché io sono una delle poche graziate a cui il nero sta bene. Ah, fantastico. Io ho scoperto che il nero a quanto pare non sta bene su tutte. No, esatto. Ed è una disgrazia. Se noi pensiamo, perché si parla di stagioni, pensiamo appunto all'estate, quindi le persone che rientrano in questa macro categoria alla quale appunto è stato dato il nome per convenzione delle 4 stagioni, l'estate è una stagione che è caratterizzata dalla luce, quindi le ore di luce sono maggiori rispetto a quelle di buio, i colori sono molto morbidi, abbastanza stemperati, tenui, se pensiamo a quella nebbiolina che ci avvolge quando siamo in spiaggia, sono colori freddi perché i toni dell'azzurro, dei rosa baby, eccetera. Se pensiamo alla notte estiva è blu perché c'è sempre quella luce che rimane, non è come la notte invernale, non ha la stessa profondità, quindi il colore più scuro, la versione del nero per una persona estate sarà il blu. Poi però è anche vero che bisogna pensare e tener conto del carattere, della personalità. Mi è capitata una cliente, estate sì, ma molto rock and roll, io non ho potuto negarle il nero perché era suo totalmente.
ma una tua consulenza come funziona a grandi linee? Perché immagino che sia un processo bello lungo. Sì, allora sì, è un processo lungo perché è un processo che va ad autoanalizzarsi, ovvero si diventa consapevoli delle proprie caratteristiche e si fa un percorso di scoperta che è anche, non dico psicologico, però molto interiore. Quindi si parte dall'analisi dei colori, armocromia, e si individuano, appunto, una seduta dura 1 ora e mezza circa, e poi si passa, alla fine della quale io studio e creo un PDF di 80 pagine circa in cui scrivo quali sono le caratteristiche, appunto, della persona, qual è la sua palette, i colori più donanti, eccetera. Poi il secondo passaggio è lo studio non tanto delle forme del corpo e del viso, mela, pera, queste cose qua, no, io guardo com'è il perimetro, la sagoma della persona, se sono forme più rotonde oppure più spigolose, per individuare la modellistica più donante, quindi quali saranno gli stili migliori per lei, come posso vestirla, e da lì, appunto, anche qua un PDF che è molto molto corposo, molto molto ricco, in cui per immagini vado a descrivere quali sono gli abiti, i maglioni, le scarpe, i pantaloni, gli accessori che vanno bene per la persona e quali invece quelli da evitare, anche i tessuti. Anche i tessuti, non lo sapevo dei tessuti. Sì, il tessuto cambia tantissimo, ci sono delle persone della stagione autunno che portano molto bene i tessuti tridimensionali, magari in lana grezza, piuttosto che, appunto, tutto ciò che è bouclé, che è non lucido, non etereo, ma piuttosto materico, che ricorda appunto la terra, perché l'autunno ha i colori della terra. E quindi è un cerchio in cui tutto deve tornare con armonia. Molto interessante, quindi io direi che se le nostre amiche sono interessate, sono state rapite quanto me, hai una voce meravigliosa, scusami se mi permetto, sono stata proprio rapita dalla tua spiegazione, dove ti possiamo trovare? Io sono a Venezia, ho lo studio in centro storico a fianco alla Fenice, ricevo il suo appuntamento e poi, volendo, mi sposto un po' in tutto il Triveneto. Ecco amiche, avete sentito bene, io adesso, come in tutta questa giornata, mi prendo il mio bigliettino da visita e me lo metto in tasca, mi prendo i miei appunti e noi continuiamo. Camminate sempre avanti, siete il cuore e l'anima di questa terra amata. Altro giro, altra corsa, ora mi trovo con Francesca di Hotel Restaurant Magia del Brenta, che è della nostra meravigliosa Riviera, amici, voi lo sapete, noi facciamo tutti quanti parte della Riviera del Brenta, quindi appena siamo arrivati qua abbiamo detto perfetto, lui, siamo qua, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie del vostro tempo. Allora, mi parli un po' della sua struttura, di quello che offre, e anche in particolare, visto che siamo qui nella fiera di Venezia Sposi, quali sono le offerte per le nostre sposine che ci stanno guardando? Assolutamente, allora innanzitutto noi facciamo parte di un gruppo, di una catena che si chiama SG Group Hotel, quindi abbiamo 5 strutture, nello specifico io dirigo quella di Fiesso d'Artico, che è il boutique hotel della catena, con 17 sistemazioni di lusso, tra cui camere superior e suite. Abbiamo un ristorante interno, lo dico sempre con grande orgoglio, quindi noi quando organizziamo un evento non abbiamo il catering che viene a supportarci, ma abbiamo proprio la nostra brigata di cucina. Organizziamo qualsiasi tipo di evento, appunto dai matrimoni alle lauree, ai compleanni, a qualsiasi tipo di festa. Abbiamo anche una sala conferenze, quindi una sala polivalente per i meeting aziendali, un parco meraviglioso da 10.000 metri, quindi uno sfondo sicuramente per foto e video, una cornice meravigliosa, un plateatico che può essere utilizzato ovviamente con la bella stagione, e infine la chicca delle chicche, un centro benessere esclusivo e privato, quindi quando lo si prenota è solo per la coppia, il gruppo di amici, insomma la famiglia, quindi non ci sono altre persone, diciamo, in condivisione. Ecco, noi offriamo servizi del tutto personalizzati e personalizzabili, quindi non abbiamo dei menù, lo dico sempre, già fatti per gli eventi, ma costruiamo proprio il menù e l'evento anche su misura del cliente, quindi lavoriamo sempre sul tailor made, perché ovviamente ogni persona è diversa e quindi noi ci adattiamo, ovviamente ci conformiamo alle esigenze del cliente. Volendo,
volendo, visto il meraviglioso parco che avete, possiamo anche celebrare la cerimonia? Assolutamente sì, ne abbiamo già fatte sia cerimonie estere, diciamo così, ma anche ovviamente italiane. Abbiamo appunto questo parco, come dicevamo prima, con diversi punti e spunti, quindi sì, l'abbiamo già fatto e lo facciamo. Ecco, quindi volendo cosa si fa? Cerimonia nel meraviglioso parco, cena, pranzo, quello che è, mega party, dopo tutti a casa tranne la coppia che ha la sua camera. Ha la sua suite, assolutamente. Certo. Capito? Mi state ascoltando bene voi amici? Che qualcuno intenda? Ci siamo capiti? Ecco, mi vedo. Bene, io non ho altro da chiederti, sei stata molto esaustiva. Grazie. L'ultima cosa che ti chiedo è di ridirmi dove si trova il vostro meraviglioso hotel. Certamente, siamo a Fiesso d'Artico all'inizio della Riviera del Brenta, quindi proprio a 2 passi da Villa Pisani. Ecco, che dire, praticamente una cornice ideale. Io ti ringrazio. Grazie mille a voi. E noi proseguiamo. Amici, eccoci. Amici di Gifaro Team, ma salve! Una bella voce fuori campo. E beh Giulia, allora cosa abbiamo visto? Abbiamo visto tutto quello che si può volere da un matrimonio, quindi ci siamo visti le location bellissime, siamo visti le musiciste. Abbiamo visto gli abiti, abbiamo visto le idee per la luna di miele, anche come arrivare al matrimonio con le macchine. Abbiamo visto anche la parte più importante, la babysitter nelle location, che quella per noi era la parte fondamentale per far sposare Beatrice. E io direi quindi che se siete interessati a queste fiere di tenere d'occhio il sito di Venezia Sposi, Oggi Sposi e quant'altro, mi raccomando, di tornare qui l'anno prossimo, la prossima estate, quando insomma tornerà. Anche perché ve lo diciamo, oggi c'erano le prenotazioni sia di abiti sia di location che costavano davvero pochissimo, quindi per chi doveva sposarsi quest'anno venire in fiera così conveniva davvero tanto. Ricordatevi infatti che venendo in fiera il prezzo è un po' minore rispetto ad andare direttamente nel negozio, nella boutique, eccetera eccetera. Quindi io personalmente un saltino ce lo farei, anche se il matrimonio è tra 2-3 anni, il saltino in fiera ce lo farei personalmente. Che altro dire, Giulia? Che altro dire? Beh, noi ci siamo divertite, abbiamo avuto anche noi qualche spunto per le nostre forse un giorno possibili. Ci sposiamo io e te, Giulia? Ci sposiamo io e Beatrice, abbiamo deciso ormai di fare così perché ci stiamo arrendendo, ma bando alle ciance, ciancio alle bande. Amici di Gifaro Team, noi non possiamo fare altro che augurarvi una buona giornata e ci vediamo il prossimo anno a Venezia Sposi. Ciao! Con passi leggeri e decisi